Riapre stasera alle ore 19 la tenda dello slancio a Villa Bonfiglio della comunità missionaria Porta Aperta, ricostruita dopo l'incendio che l'aveva distrutta lo scorso 24 luglio. Lunedì a Open Day all'Università di Agrigento in via Quartararo verrà illustrata la nuova offerta formativa 2026-2027. Si è conclusa la 2 giorni del convegno Neuroscienze in Rete organizzato dalla Linde. Nostra intervista al dottore Marchica, responsabile del distretto sanitario di base dell'ASP di Agrigento. Il Comune di Agrigento comunica una nuova redistribuzione delle sedi elettorali in vista delle prossime elezioni. Nel giorno della festa della polizia, i poliziotti pagano il conto a una signora che non aveva soldi in un negozio del villaggio Mosè. Furto a Raffadali a casa di un commerciante, rubati oltre 18.000 euro, nuovo concorso per allievi carabinieri. Panoramica degli avvenimenti di calcio della domenica, intervista al mister Sebi Catania in vista della partita di domenica con il Calat. L'Aragona si gioca la promozione nella partita con la Margheritese. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 11 aprile sabato. Oggi alle ore 19 a Villa Bonfiglio si terrà l'inaugurazione della nuova tenda Lo Slancio, la struttura della comunità missionaria Porta Aperta ricostruita dopo l'incendio che l'aveva distrutto lo scorso 24 luglio. Il nostro servizio. Oggi pomeriggio, sabato 11 aprile, alle ore 19, a Villa Bonfiglio si terrà l'inaugurazione della nuova tenda Lo Slancio, la struttura della comunità missionaria Porta Aperta, ricostruita dopo l'incendio che l'aveva distrutto lo scorso 24 luglio. L'incendio non aveva solo incenerito pareti di telearredi, ma aveva colpito un simbolo di accoglienza gratuita per la città. Tuttavia, come evidenziato nel manifesto, la risposta della comunità non si è fatta attendere. Una goccia, 2 gocce, tante gocce hanno riempito l'erario di Dio. La generosità dei cittadini e delle istituzioni ha così permesso quello che sembrava un miraggio, riportando la tenda laddove deve stare, ovvero in mezzo alla gente. La comunità Porta Aperte, guidata con determinazione incrollabile da Suor Maria Grazia Pillitteri, rappresenta da decenni un faro per chi vive ai margini. Attraverso la mensa della solidarietà di Via Gioieni e i centri di ascolto, l'associazione si fa carico delle povertà materiali e spirituali del territorio. La tenda Lo Slancio è l'estensione di questo abbraccio, un luogo di evangelizzazione, di strada, aggregazione e supporto che non si arrende davanti all'intimidazione ma rilancia la propria missione con rinnovato vigore. La cerimonia di oggi pomeriggio sabato alle ore 19 si preannuncia come una vera festa di popolo e di fede. Dopo l'accoglienza di Suor Maria Grazia e i saluti delle autorità civili e militari, il momento centrale sarà la benedizione solenne di Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, che sin dai primi momenti dopo il rogo aveva espresso vicinanza alla comunità. La serata, presentata dalla nostra collega Margherita Trupiano, sarà arricchita da contributi artistici e testimonianze. Un momento conviviale sostenuto da diverse realtà produttive locali concluderà l'evento. La rinascita della tenda non rappresenta soltanto il ripristino di una struttura, ma la risposta di un'intera comunità che non si lascia intimidire dalla violenza. È la vittoria dell'impegno sociale ed ecclesiale sul degrado, un segnale di resilienza che restituisce dignità e coesione all'intera città. Maria Grazia è la prima, Stellina la seconda, terza è Suor Renza, infine Antonella. Sono 4 suore che hanno grande il cuore, che insieme hanno promesso al Signore. Porta aperta, se lo sei, potrai cantare insieme con noi. Porta aperta, se lo sei, potrai cantare insieme con noi. E poi ci siamo noi che cantando questo rap vogliamo Gesù Signore potere incontrare. Infine ci auguriamo di viver santità, lodando tutti insieme il Signore. Porta aperta, se lo sei, potrai cantare insieme con noi. Porta aperta, se lo sei, potrai cantare insieme con noi. E oggi il nostro rap non
finisce qui, perché per noi oggi questo è un grande dì. Tutta la città è venuta qui per lodare insieme il Signore, per pregare insieme il Signore. L'Università degli Studi di Palermo e il Polo Territoriale Universitario di Agrigento comunica che il prossimo lunedì 13 aprile si terrà un Open Day nella sede di via Quartararo 6. L'Università degli Studi di Palermo e il Polo Territoriale Universitario di Agrigento il prossimo lunedì 13 aprile terranno un Open Day nella sede di via Quartararo Pittore. L'evento sarà l'occasione per presentare ufficialmente l'offerta formativa per l'anno accademico 26-27, con una giornata dedicata all'orientamento alle scuole del territorio. Nel corso dell'evento verranno approfondite le novità della proposta didattica che abbraccia ambiti eterogenei come l'architettura, le scienze mediche, il sociale, il patrimonio culturale. Ampio spazio sarà dedicato all'analisi dei dati di crescita, l'incremento di immatricolazioni e studenti testimoniano il consolidamento del polo di Agrigento quale punto di riferimento formativo territoriale. All'Open Day saranno presenti Massimo Midiri, rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Giovanni Francesco Tuzzolino, presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Calogero Petix, dirigente dell'ambito territoriale di Agrigento, l'Ufficio Scolastico Regionale, Giovanni Perino nella sua qualità di presidente dell'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. L'offerta formativa 26-27 sarà inoltre presentata da Francesco Paolo Madonia, delegato all'orientamento del Polo Universitario di Agrigento. Verranno illustrati nel dettaglio i corsi attivi, tra cui architettura e progetto del costruito, servizio sociale, economia e amministrazione aziendale, scienze dell'educazione, scienze dell'attività motorie sportive, scienze della formazione primaria, lingue e traduzioni per i servizi culturali del territorio, infermieristica, tecnologie e diagnostica per la conservazione del patrimonio culturale. Nell'offerta del Polo Agrigentino anche 2 lauree magistrali, una Educazione al patrimonio archeologico e artistico e architettura per il progetto sostenibile dell'esistente, una scuola di specializzazione per i beni archeologici e un master di primo livello in economia e amministrazione delle aziende cooperative e delle piccole e medie imprese. Si è concluso oggi il convegno Neuroscienze in Rete organizzato da Agrigento dalla Lint, che ha visto la presenza di neurologi, neuropsichiatri, geriatri provenienti da tutta la Sicilia, con la partecipazione del dottor Ercole Marchica, attuale direttore del distretto sanitario di base e del Dipartimento Cure Primarie. Lo abbiamo intervistato. Oggi un importante convegno Neuroscienze in Rete, si parla di neurologia, ripensare la neurologia in Sicilia. Ecco, ma mi farebbe piacere sapere come si vive questa situazione ad Agrigento. Ecco, l'ASP di Agrigento cosa fa in questo settore importante? In questo settore noi ci stiamo attivando in una maniera seria e concreta con l'attivazione delle nuove case della comunità. Nell'ambito delle case della comunità tutti i pazienti che sono affetti da patologia neurologica cronica, quindi anche le sclerosi ed altro, troveranno un punto di riferimento per quello che riguarda anche l'assistenza in telemedicina. Noi stiamo per attivare per l'appunto negli ambulatori dei medici di medicina generale con gli infermieri di famiglia che avranno una dotazione di apparecchi, device per poter monitorare dal domicilio anche quelli che sono gli stati dei pazienti e l'inserimento anche a domicilio stesso degli infermieri per monitorare costantemente con il contatto diretto degli specialisti il paziente. Questo discorso verrà ampliato ulteriormente su quelle che sono le case della comunità SPOC, quindi in quelli che sono i comuni più periferici che ad oggi non hanno avuto un'assistenza più diciamo presente rispetto a quello che c'è. La telemedicina ci aiuta molto. Ecco, sono malattie difficili, penso al Parkinson, l'insonnia, insomma malattie diciamo che colpiscono in particolare la terza età. Ecco, in questo senso
C'è un'assistenza verso queste persone che l'ASP mette a disposizione o sono un po' abbandonate solo alle cure del medico curante? Ma assolutamente no, noi abbiamo quella che si chiama ADI, cioè l'assistenza domiciliare integrata, che è proprio per i pazienti fragili che non riescono a venire negli ambulatori a farsi seguire sia negli ambulatori ospedalieri che territoriali, hanno l'assistenza domiciliare infermieristica, fisioterapica, perché proprio quelli che diceva lei, i pazienti che hanno una forma di Parkinson avanzato necessitano di avere una fisioterapia sia attiva che passiva, e questo già esiste. L'incremento attuale è soprattutto per quei pazienti che sono in una fase prodromica iniziale, che dobbiamo prendere in carico prima proprio per prevenire l'aggravamento di quello che sono oggi i pazienti che poi non riescono a lasciare il domicilio. Prendendoli in carico prima con gli infermieri di famiglia, con la telemedicina, riusciremo a dare delle risposte anticipate. L'ufficio elettorale del Comune di Agrigento comunica che è stata effettuata una redistribuzione del corpo elettorale per rendere più agevoli le operazioni di voto. Alcune sezioni sono state trasferite e ne sono state istituite di nuove il servizio. L'ufficio elettorale del Comune di Agrigento ha comunicato che è stata effettuata una redistribuzione del corpo elettorale per rendere più agevoli le operazioni di voto. Alcune sezioni sono state trasferite, invece altre sono state istituite nuove. La sezione 14, ubicata all'edificio presso la scuola primaria Lauricella, sita al Viale della Vittoria, è stata collocata presso l'ufficio adibito a scuola secondaria di primo grado Federico II, sita in via De Sica, al villaggio Mosè. La sezione 17, dall'edificio sito a scuola media Pirandello in via Crone, è stato collocato presso l'edificio adibito a scuola secondaria di primo grado Federico II, sita in via De Sica, villaggio Mosè. La sezione 24, ubicata presso la scuola media Castagnolo in via Seneto, è stata trasferita presso l'edificio adibito a scuola secondaria di primo grado Federico II, sito in via De Sica, al villaggio Mosè. La sezione 56, nuova istituzione, è stata collocata presso la scuola primaria Montessori, sita in piazza Montessori a San Leone. Vi sono stati trasferiti gli elettori delle zone limitrofe. La sezione 57, anch'essa di nuova istituzione, è stata collocata presso la scuola media Anna Frank, sita in via Matteo Cimarra al quadrivio Spinasanta. Pertanto gli elettori interessati alla variazione della propria sezione elettorale o al plesso scolastico, sede della votazione come sopra descritto, che nel caso in cui non avessero ricevuto le nuove etichette adesive elettorali di sezione regolarmente inviate via posta dall'ufficio elettorale nell'anno 2025, a recarsi al più presto presso l'ufficio elettorale sito in via Atenea al fine di ricevere la nuova tessera elettorale, le nuove etichette adesive con debito anticipo rispetto alle giornate di votazione. Ruba prodotti per la casa ma non ha i soldi per pagare il conto, i poliziotti lo pagano. Il fatto è successo in un negozio del villaggio Mosè nel giorno della festa della polizia in servizio. Nel giorno della festa della Polizia di Stato, gli agenti della sezione volanti della Questura di Agrigento si sono resi protagonisti di una bellissima storia. Una donna è stata sorpresa a rubare alcuni prodotti per la casa del valore di alcune decine di euro. Una volta scoperta, ha raccontato di vivere un periodo difficile e di non avere soldi per pagare il conto. I poliziotti della volante, giunti sul posto dopo la segnalazione al 112, hanno pagato personalmente la merce sottratta. Questo è successo ad Agrigento in un esercizio commerciale di Viale Cannatello. Protagonista una signora di 50 anni agrigentina disoccupata. La donna aveva nascosto alcuni prodotti sotto il giubbotto, cercando di allontanarsi senza pagare il conto, ma è stata scoperta dal titolare. Pochi giorni prima le telecamere avevano visto una signora rubare un prodotto del valore di circa 40 euro.
Quando è stata scoperta è scoppiata in lacrime dicendo di non poter pagare perché in grosse difficoltà economiche. I poliziotti della volante hanno così deciso di pagare il conto. Il titolare del negozio, davanti a questo gesto, ha deciso di non sporgere denuncia. Al di là del valore economico della merce asportata, il gesto amorevole e comprensivo degli agenti rappresenta un esempio per tutti nella giornata della festa della polizia. Ignoti ladri si sono intrufolati in un immobile e dopo aver messo tutto a soqquadro hanno trovato e portato via la somma in contanti di ben 18.000 euro. Il danno non è coperto da alcuna assicurazione. Il furto è stato messo a segno in una casa di un commerciante di 30 anni nel corso delle ore pomeridiane e serali di giovedì, a pochi passi dalla strada statale 118 a Raffadali. I malviventi, dalla ricostruzione dell'accaduto, approfittando della momentanea assenza dell'uomo, sono riusciti a forzare una finestra e senza difficoltà sono penetrati all'interno della casa, quindi hanno sottratto i soldi per poi allontanarsi velocemente. A fare la mala scoperta è stato lo stesso commerciante. Sul posto sono accorsi i carabinieri per un sopralluogo, al termine della quale hanno avviato le indagini. E l'Arma dei Carabinieri rende noto che nell'ambito del concorso pubblico per esami e titoli finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale, la prova scritta di selezione avrà luogo a decorrere dal 20 aprile prossimo. La predetta prova si svolgerà in forma decentrata nelle città di Roma, Padova, Bari, Catania e Santa Maria Capua Vetere, in relazione alla regione amministrativa di residenza anagrafica dichiarata dai candidati nella domanda di partecipazione. A partire indicativamente dal 10 aprile 26, i candidati partecipanti al concorso dovranno verificare la sede, la data e l'orario di presentazione alla prova sul sito istituzionale dei Carabinieri, accedendo alla pagina dedicata al concorso, cliccando su prova scritta e inserendo i dati richiesti riportati nella domanda di partecipazione. Sequestrati oltre 50 kg di prodotti ittici non tracciati e attrezzi illegalmente utilizzati in servizio. Prosegue senza sosta l'impegno della Guardia Costiera a tutela del mare e dei consumatori. Dall'inizio dell'anno i militari dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello, guidati dal tenente di vascello Pier Domenico Miscioscia, hanno intensificato i controlli lungo l'intera filiera ittica del territorio. L'attività di vigilanza ha portato all'elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 4.000 euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati oltre 50 kg di prodotto ittico di varie specie, privo della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità, e attrezzi da pesca detenuti e utilizzati in modo illecito. Le operazioni hanno interessato i principali punti di sbarco della zona, tra cui il porto di Sant'Agata di Militello, lo scalo di Capodorlando e l'approdo di Santo Stefano di Camastra. I controlli non si sono limitati al mare o ai pescherecci, dove è stata verificata la regolarità di equipaggi e attrezzature, ma si sono estesi anche alla rete di distribuzione a terra, coinvolgendo grossisti, pescherie e ristoranti. L'obiettivo è duplice: contrastare le attività che mettono a rischio l'ecosistema marino e la risorsa ittica, e allo stesso tempo tutelare le imprese oneste che operano nel rispetto delle regole, garantendo ai cittadini prodotti sicuri e certificati. L'impegno delle donne e degli uomini della Guardia Costiera proseguirà anche nelle prossime settimane, fanno sapere dall'ufficio circondariale, confermando che la sorveglianza resterà alta sia in mare sia lungo la costa. Si è svolto nell'aula Giglia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento un incontro con Vincenzo Galluzzo, di Aragona d'origine, e volto straordinario nel film Il Vangelo di Giuda di Giulio Base. Vincenzo Galluzzo, accompagnato dalla fidanzata e da alcuni amici, ha incontrato il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino nella sala consiliare, raccontando la sua giovane esperienza,
molto originale. Il presidente Pendolino ha sottolineato fin da subito la professionalità dell'attore agrigentino, che ha saputo incarnare con intensità e spiritualità il ruolo di Gesù nel film di Giulio Base. Galluzzo, uno dei volti più sorprendenti del momento, ha lasciato Ragona dopo gli studi superiori con un sogno e tanta determinazione che ha conquistato il successo dei media e della critica grazie alla sua umanità e simpatia. Il presidente Pendolino ha voluto consegnare un Gresti di ceramica per ringraziare l'attore siciliano come personaggio principale nel ruolo di Gesù e contemporaneamente come testimonial della provincia di Agrigento in chiave culturale e turistica. L'Università di Palermo apre al pubblico il Gateway della biodiversità con il Festival Pianeta Vivente, laboratori, installazioni immersive sugli ambienti e gli ecosistemi, fino a giugno esperienze e attività gratuite per le scuole e le famiglie. I colleghi di Palermo. Siamo molto contenti perché oggi entra in fase operativa questa struttura che è unica insieme a Venezia, si chiama il Gateway della biodiversità e rappresenta l'esito del lavoro di più di 3 anni che è stato creato dal Centro Nazionale della Biodiversità Italiana, ed è una struttura che vuole avere l'ambizione di rispondere a più esigenze, a parte l'esigenza scientifica, che è quella quindi di raccolta dati e di possibilità di dare la fruizione di questi dati agli operatori e agli scienziati che ne vorranno richiederne l'uso. L'interesse è quello di coinvolgere la cittadinanza a partire dai più piccoli, perché siamo convinti che quando si parla di ambiente e si parla di biodiversità dobbiamo fare un cambio di paradigma che deve partire proprio dai più piccoli, quindi dalle scuole elementari, per cui cominceranno queste attività interattive, laboratoriali, pratiche, interattive con personale specializzato proprio con i piccoli, e per arrivare anche all'interessamento e coinvolgimento delle imprese che lavorano nel mondo dell'ambiente. Quindi è una struttura in cui il coinvolgimento cittadino, il coinvolgimento dell'impresa, le possibilità di creare nuove start-up e quindi dire ai nostri scienziati, ai nostri giovani dottorandi che si può investire sull'ambiente, sono delle iniziative che secondo me qua possono trovare il loro punto di arrivo e di sviluppo per il prossimo futuro. Il Gateway nasce come investimento di tutti i risultati scientifici di 3 anni di lavoro del National Biodiversity Future Center, che è uno dei 5 centri PNRR, quindi vuole proprio capitalizzare quelli che sono i risultati di ricerca e soprattutto vuole trasferirli alla comunità non soltanto scientifica, ma proprio alla cittadinanza. Dal punto di vista del trasferimento tecnologico, questo posto, questa struttura che è fisica ma è anche digitale, vuole offrire l'opportunità ai ricercatori di poter trasferire sul mercato quelli che sono i risultati della ricerca. Quindi si fa proprio leva, si fa sinergia tra quelli che sono tutti i gruppi di ricerca che possono trovare collaborazione, possono trovare il rapporto con gli acceleratori di impresa, con gli incubatori di impresa, per poter veramente valorizzare quello che è la biodiversità. Quindi una biodiversità vista non soltanto come l'ambiente, la natura, da monitorare certamente, da preservare sicuramente, ma anche da cui poter trarre un valore economico per i nostri giovani. Inaugurata la nuova risonanza magnetica ad alto campo al poliambulatorio di Messina. I colleghi di Messina. È stata inaugurata la nuova risonanza magnetica ad alto campo, installata presso il poliambulatorio Messina Nord, in via del Vespro a Messina. Dopo un iniziale rinvio, dovuto ad un guasto tecnico verificatosi durante la fase di allestimento, l'apparecchiatura è ora pienamente operativa e pronta all'utilizzo. Si tratta di un sistema di ultima generazione, tra i più avanzati nella categoria da 1,5 Tesla. Grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale, la nuova risonanza consente di ridurre significativamente i tempi di esecuzione degli esami, migliorando al contempo l'efficienza del servizio e il comfort dei pazienti. Il tunnel, più ampio e più corto rispetto agli standard tradizionali, rappresenta inoltre un importante vantaggio, in particolare per chi soffre di claustrofobia. L'apparecchiatura è dotata di bobine ultra specialistiche, incluse quelle per esami total body, garantendo prestazioni diagnostiche di elevato livello anche in ambito oncologico.
L'attivazione del nuovo servizio mira a incidere concretamente sulla riduzione delle liste d'attesa, una delle principali criticità del territorio. L'obiettivo è fornire risposte più rapide ed efficaci ai cittadini di Messina e della provincia, ha dichiarato il responsabile del servizio di radiologia territoriale, dottor Francesco Nicolosi. Questa è la risonanza magnetica nuova di Via del Vespro, un progetto molto importante che finalmente arriva a compimento. E questa risonanza ha potenzialità importanti perché è rivolta soprattutto ai pazienti oncologici e per il nostro poliambulatorio e il nostro servizio all'interno del poliambulatorio la predisposizione per i pazienti oncologici è una vocazione accertata che da tempo ci contraddistingue. Questa macchina è dotata di tutti i più moderni sistemi computerizzati, per cui è una macchina di ultima generazione nel suo ambito, nell'ambito delle risonanze da 1,5 Tesla. In particolare sottolineerei il fatto che è dotata di intelligenza artificiale che ci permette tempi più brevi nell'esecuzione dell'esame, tra l'altro, e poi sottolineerei il fatto che ha un'ampiezza dello spazio del tunnel dove viene posizionato il paziente maggiore rispetto al passato, perché siamo passati da 60 a 70 cm di ampiezza e questo garantisce sicuramente un maggiore comfort per i pazienti. Sappiamo tutti che la claustrofobia è uno dei problemi più importanti che insorgono all'atto dell'esecuzione di risonanza magnetica. Noi speriamo a partire dal 13, anzi direi che è quasi certo, da domani faremo già le agende per le prenotazioni, speriamo dal 13, dicevo, di cominciare la nostra attività e di mettere questa risonanza al servizio dei cittadini di Messina, come da sempre è stato il nostro auspicio. La direzione strategica dell'ASP di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cucci, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, sottolinea: l'inaugurazione di questa nuova apparecchiatura rappresenta un significativo passo avanti nella qualità dei servizi diagnostici offerti ai nostri pazienti. L'apertura delle attività della risonanza magnetica qui in Via del Vespro è un tassello molto importante che abbiamo raggiunto nonostante le grossissime difficoltà che abbiamo riscontrato in diverse fasi di allestimento e soprattutto di attivazione del servizio. Ci siamo riusciti, è importante, e adesso con questa nuova apparecchiatura altamente performante con intelligenza artificiale garantiremo non solo maggiore accuratezza nell'attività diagnostica, ma una mano d'aiuto importante per quanto riguarda l'abbattimento delle liste d'attesa. Linea alla regia per la pubblicità. Vediamo adesso un'ampia panoramica degli avvenimenti del calcio della domenica curata dal collega Carmelo Lentini. Il Castrum Favara si gioca una buona fetta di salvezza contro l'Atletico Palermo in una partita che si presenta drammatica per i ragazzi di Piero Infantino. Eppure nel mondo del calcio non esiste l'impossibile e chissà che in questi momenti così difficili il Castrum Favara non sappia tirare fuori tutto l'orgoglio possibile. Altra drammatica sfida si gioca ad Acireale, dove il malmesso Acireale incontra e incrocia le armi con la capolista Nissa. Infine la Sangataldese ospita il Gelbson. Il campionato d'eccellenza Girone A ha dato il suo primo verdetto con 3 giornate di anticipo. Il Licata è ritornato in Serie D dopo appena una stagione. Adesso sarà invece bagarre per i playoff, che vede al momento il Lizza, Camarat, Marsala, Unitas Sciacca, Città di San Vito Lo Capo, Partinica Mudace e San Giorgio Piana. 4 di queste avranno diritto alla disputa degli spareggi promozione. L'Eccellenza, dopo 2 settimane di pausa, dunque riprende con un paio di anticipi. Infine il domenica prossima il Camarat ospita sul proprio terreno il Partinica Audace, mentre l'Unitas Sciacca al Gurrera riceve la visita dell'Accademia Trapani. Nel girone A di promozione ormai è un duello a distanza tra l'Aragona e l'Alcamo, che a 3 giornate dalla conclusione e in attesa dello scontro diretto devono pensare a macinare più punti possibili.
In questo turno si evidenzia un incrocio di tutto rispetto, dove l'ago della bilancia è rappresentato dalle compagini agrigentine. L'Aragona, gioca infatti a Santa Margherita Pedici, mentre l'Alcamo in casa con il Gemini. Da questo doppio scontro si inizieranno poi a tirare le somme a secondo i risultati che ne usciranno fuori. Impegno difficile ma non impossibile per il Casteltermine di Falsone, obbligato a vincere per tirarsi fuori dai guai. Infine la sommatinese di Mauro Miciché potrebbe rappresentare l'ago della bilancia di questa terzultima giornata di campionato di promozione Girone D. A questa sfida tutta da seguire guarda con tanto interesse la diretta inseguitrice, vale a dire l'Acregas, che si trova sotto di 4 punti dal Priolo, che in caso di pari dimezzerebbe il vantaggio e giocherebbe tutte le proprie chance proprio all'ultima giornata contro la compagine dei Templi. In caso di vittoria per il Priolo, il campionato si chiude definitivamente, anche perché prima dello scontro diretto, domenica prossima, giocherà in casa con il Gela e quindi potrebbe anche festeggiare in anticipo. Attenzione comunque, perché può succedere di tutto, e non si dimentichi che c'è stata l'impresa del Serra di Falca che inflisse proprio al Priolo una sonora sconfitta. Dunque allo stadio comunale Peppe Tricoli di Sommatino si prospetta il pubblico della grande occasione, anche perché i 3 punti farebbero guadagnare una salvezza diretta. Ritornando alla gara dell'Acragas, la sfida con il Calat sarà diretta da Tommaso Piccitto di Ragusa, con assistenti Salvatore Grutta d'Aura e Simone Ferraro, entrambi di Caltanissetta. E domani alle ore 16 l'Acragas incontrerà allo stadio comunale Totorrusso di Aragona la squadra del Calat in una gara importante per il finale della stagione. In merito sentiamo il mister Sebi Catania. Tolta la pausa, che per l'Acragas è stato turno di Coppa Italia, tolte le vacanze pasquali, si torna a faticare, si torna in campo. Domenica si incontra questo avversario ostico, già l'ha dimostrato all'andata. Ecco, ma dopo questa pausa, dopo la Pasqua, quali sono le insidie della partita? Ma le insidie nel calcio sono sempre dietro l'angolo. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, dobbiamo scendere in campo determinati come abbiamo fatto nell'ultimo periodo, cercando di commettere meno errori possibile e portare a casa 3 punti che sono per noi fondamentali. Testa anche agli altri campi. Ma sai, diciamo che domenica è un crocevia importante, perché se il Priolo vince pure a Sommatino, è chiaro che ha vinto il campionato e noi non gli possiamo fare altro che i complimenti, perché se vincono pure domenica l'hanno meritato. Noi dal canto nostro abbiamo la nostra strada, sappiamo che siamo in semifinale di Coppa, sappiamo che eventualmente dovremmo andare a fare i playoff, però ancora ci sono 90 minuti che saranno di grande passione, e poi alla fine di questa partita di domenica vedremo il risultato finale. Si gioca alle 16. Sì, ma ora, a parte che noi ci stiamo allenando in un orario dove c'è molto caldo, in queste 2 settimane sono cambiate le temperature, dico anche era ora, perché vi visto da quando arrivai da Agrigento che non pioveva mai, e invece abbiamo avuto 3 mesi di piogge incessanti. Siamo abituati, i ragazzi stanno lavorando bene, stanno bene, sono in salute, e perciò abbiamo recuperato anche qualche piccolo acciacco, e come sempre battaglieranno e daranno il massimo, perché se questa squadra fino alla fine sta lottando su questi obiettivi è merito anche di questi ragazzi che non hanno mai mollato un attimo. Non lo dice nessuno, lo dico io, questa squadra si è allenata quasi sempre lontano dall'Esseneto e non ha potuto disputare le proprie partite nel proprio, quello che è stato definito il proprio tempio. Ma guarda, è vero, noi non abbiamo mai avuto alibi, però è anche vero che la nostra casa è questa. C'è un anno che siamo in giro, ci siamo andati tutto l'anno a Fontanelle, poi giochiamo ad Aragona, dove ringraziamo la città dell'Aragona per l'ospitalità e per la disponibilità. È chiaro che però casa nostra è questa, il tempio è questo, l'Acragas è nata qui, ed è normale che ci sono mancati i nostri tifosi, anche se sono venuti sempre in massa, sia ad Aragona che anche a Capodorlando. E ci vorremmo tornare il più presto possibile. Non so se ce la facciamo quest'anno, ma comunque speriamo che quando possiamo tornare di nuovo all'Esseneto,
l'Agas possa tornare a disputare campionati importanti che sono quelli che gli competono. Intanto un appello ai tifosi per le partite di domenica. Ma i tifosi noi non abbiamo mai finito di ringraziarli, l'abbiamo fatto, ribadisco, pure a Capodanno che sono venuti in massa. Loro sanno che abbiamo bisogno di loro. Noi lavoriamo da 10 mesi e questo è il mese dove dobbiamo raccogliere, dove dobbiamo andare a prenderci quello per cui abbiamo lavorato un anno e sappiamo che lo possiamo fare solo ed esclusivamente se noi abbiamo i nostri tifosi accanto a sostenerci e a riportarci dove vogliamo andare. È un traguardo che vogliamo ottenere tutti e quando dico tutti metto loro nelle primissime posizioni perché dico che l'Agas principalmente è della gente, l'Agas è dei tifosi, per cui noi gli vogliamo regalare questo grande traguardo. E sempre per il calcio vediamo adesso l'intervista all'allenatore dell'Aragona, Carmelo Giordano, in vista della partita di domani con la Margheritese, in palio punti importanti per la promozione in eccellenza. Collega Sarto. Mister Giordano, ci siamo, ultime 3 gare di campionato, domenica la sfida in trasferta contro la Margheritese, in palio punti per la promozione in eccellenza. Che partita servirà per portare a casa l'intera posta in palio? Anzitutto sono felice e onorato di poter visitare per la prima volta nella mia vita Santa Margherita Belice. Sono cresciuto con il sentir parlare sempre di questa valle del Belice, del terremoto, della ricostruzione, quindi per quello che sono riusciti a costruire negli anni gli va dato merito, che sicuramente è un paese all'avanguardia. Per quanto riguarda il discorso calcistico, sappiamo di affrontare 3 finali che possono dire tanto, che possono dire tutto, però stiamo cercando di mantenere la squadra serena, tranquilla, giocando una partita alla volta e poi tireremo le somme. Quale sarà il piano partita dell'Aragona? Non ci sarà un piano partita perché noi lo dimostrano i fatti, un parere oggettivo. Noi abbiamo cercato di giocare qualsiasi partita non cambiando la fisionomia della squadra, non cambiando i nostri principi. Sappiamo che incontriamo una squadra ben allenata, non vorrei dire un'eresia, ma forse Peppe Gerardi è l'unico del girone A che ha il patentino da professionista, quindi significa che vai ad affrontare un collega che ha avuto degli interlocutori nella propria carriera importanti, anche perché il suo percorso calcistico da ex calciatore lo dice, quindi anche io sono onorato di poterlo riconfrontare e riconfrontarmi con lui per la seconda volta. Già nella partita d'andata la Margheritese è una squadra che mi ha destato ottima impressione, una squadra che gioca un calcio speculare, uomo contro uomo, una squadra ben messa in campo che ha fatto un ottimo campionato, però noi abbiamo solo un risultato, le motivazioni sono altissime perché ovviamente ci giochiamo tanto e quindi questo alla lunga potrebbe fare la differenza. Perdi il bomber della promozione, non sarà presente Genova, recuperi Zammito. Cosa potrebbe fare alla fine la differenza tra l'Aragona e la Margheritese? Perdo Genova, però nel roster c'è un Alessandro Pirrotta che non ha bisogno di presentazioni, che sa questo tipo di partite come si affrontano, che è un giocatore che nel passato ha dimostrato di fare gol decisivi, quindi l'assenza di Rosario non mi preoccupa. Nel contempo recupero Stefano, che per noi è un giocatore fondamentale, anche per quello che rappresenta in senso di appartenenza, è proprio sentire la responsabilità della maglia che indossa. È una partita, Davide, da tripla e ovviamente non firmerei per il pareggio, è una partita che ci siamo meritati nel percorso della stagione. Sappiamo che ci saranno tante difficoltà, in primis il campo, però una squadra che vuole vincere non deve trovare, non deve cercare alibi, ma deve andare in campo con la convinzione di poter far bene anche in un terreno di gioco che non esalta le proprie caratteristiche.
Anche domenica la squadra non sarà da sola, ma sarà supportata da tantissimi tifosi pronti a partire da Aragona. Sì, uno degli obiettivi che mi ero dato ad agosto, quando in presentazione dissi che non erano solo i risultati del campo a dare ragione a quello che era il progetto guidato dal sottoscritto, ma uno degli obiettivi che mi ero dato era quello di riaccendere quella passione, riavvicinare le famiglie allo stadio, non creare un fattore casalingo esterno. La partita di Gemini, dove abbiamo spostato quasi 500 persone di Aragona, ne è testimone, quindi sappiamo che insieme abbiamo fatto qualcosa di fantastico, un percorso entusiasmante, ora manca la ciliegina. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.